Buonasera a tutti. Inutile presentare Gianmario Guidarelli, che avete già avuto modo di apprezzare e di conoscere, anzi di conoscere e di apprezzare. Volevo semplicemente dire due parole sul palazzo, perché palazzo vuol dire tante cose. Qui parleremo del palazzo privato, del consolidamento di un'idea che fino a pochi secoli prima era prerogativa reale o ducale, no? Pensate all'aggettivo palatino, che non è tanto l'aggettivo del palazzo quanto ha a che fare con la reggia, con qualcosa di alto. Volevo anche preannunciare un drammatico cambio di passaggio di consegne da Gianmario Guidarelli al sottoscritto lunedì prossimo, che significherà un salto d'epoca non da poco. Piomberemo nell'Ottocento, in cui riparleremo del palazzo, ma a quel punto sarà il palazzo pubblico, con uno chiaro ed evidente legame con il Medioevo. Do ora la parola a Gianmario Guidarelli. Grazie. No, niente. Allora, buonasera. Ringrazio Guido Zucconi per questa introduzione. Il palazzo, come ha già preannunciato Guido Zucconi, è un tema molto complesso da affrontare, perché sotto questa definizione in realtà abbiamo una grande varietà tipologica che però ancora una volta può essere gestita individuando una funzione. Allora, per organizzare questa lezione, per pensare a questa lezione, io vi propongo di pensare al palazzo come un luogo di residenza privata o semiprivata, che ha le sue origini nelle antiche civiltà del Medio Oriente e che poi si è sviluppato con una grandissima varietà tipologica fino alle regge del 6 e del 700, per poi lasciare spazio a altri tipi edilizi che riguardano le residenze di alta qualità, diciamo così. Quindi in realtà vedremo diversi tipi di configurazioni spaziali, tutte accomunate, diciamo, da questa funzione generale di residenza di alta qualità. Dobbiamo cominciare da qua, cioè dai palazzi che si sviluppano prima dell'epoca cristiana. Vi mostro due esempi che risalgono a contesti culturali e ad epoche molto diverse fra di loro, il palazzo di Cnosso e il palazzo di Persepoli. Il primo che si è sviluppato in un lungo periodo di tempo fra il XVIII e il XV secolo a.C., il secondo principalmente fra il VI e il IV secolo a.C. Ora è evidente che se noi parliamo di una funzione residenziale, la residenza cambia moltissimo a seconda dello stile abitativo, che cambia a seconda del contesto, dell'epoca, delle disponibilità finanziarie del committente e di colui che abita il palazzo e della comunità di cui si circonda di chi abita il palazzo. Ma anche, e questo è importante per la definizione del tipo architettonico del palazzo, della funzione simbolico-sociale che a questo edificio di una certa importanza e di alta qualità viene affidato appunto dal committente stesso. Quindi ancora una volta dovremo parlare di contesti sociali, politici e in alcuni casi anche di contesti urbani. Ecco, questa dimensione del contesto urbano che è connaturata alla scala architettonica, io spero di avervi dimostrato quanto sia importante per comprendere le diverse configurazioni spaziali che nei diversi tipi architettonici abbiamo visto di volta in volta. Vi mostro il palazzo di Cnosso e il palazzo di Persepoli perché in realtà sono entrambi regge, cioè entrambi abitazioni di monarchie con la corrispondente corte. Sono edifici polifunzionali, devono avere una parte pubblica che si organizza attorno al nucleo centrale della aula delle udienze, con la sala dei banchetti ed altre grandi aule, e poi una parte residenziale, quindi gli appartamenti privati della famiglia reale e della
corte, dei membri della corte, e poi tutta una serie molto variegata di ambienti di servizio. Quindi tutti questi ambienti hanno bisogno di organizzarsi attorno a un nucleo centrale, che nel Palazzo di Cnosso, lo vedete, è una corte centrale, e invece nel Palazzo di Persepoli l'unitarietà fra questi diversi nuclei abitativi e diciamo di rappresentanza è rappresentato da un'alta piattaforma che ospita e dà una certa organicità ai diversi padiglioni che vengono realizzati su questa piattaforma. Quindi, come vedete, due modelli tipologici molto diversi fra di loro. Da una parte una zona scoperta centrale attorno a cui si organizzano e si possono nel corso dei secoli aggregare, aggiungere ambienti di diversa funzione, dall'altra invece lo vedete delle aule importanti di rappresentanza che sono in questo caso nel Palazzo di Persepoli pensate come sale ipostile, cioè sale con una selva di colonne. È chiaro anche il rapporto in questo caso con i grandi palazzi dell'Egitto. Il tutto però, come vedete, organizzato in padiglioni. Non c'è nel caso del Palazzo di Persepoli uno spazio centrale attorno a cui si aggregano i diversi nuclei abitativi. In entrambi i casi, nel Palazzo di Cnosso e nel Palazzo di Persepoli, si tratta di grandi complessi abitativi e di rappresentanza che crescono di generazione in generazione, in cui, come vi dicevo, l'elemento di aggregazione, in un caso l'ambiente scoperto, nell'altro la grande piattaforma, cercano di dare unitarietà. Ecco, questi due modelli, quello a spazio scoperto, diciamo così, a corte centrale, e quello a padiglione, saranno nel corso dei secoli i due principali, non gli unici, ma i due principali tipi di aggregazione degli spazi di diversa funzione che vedremo associati all'idea di palazzo. Il palazzo, come vi diceva Guido Zucconi poco fa, è un termine che deriva dal Palatino. Il Palatino, che cos'è? È uno dei principali colli di Roma, su cui Augusto decise di fissare la propria residenza nel passaggio istituzionale da Repubblica a Impero. È qui che Augusto era nato. Fino a quel momento il Palatino era un luogo, diciamo così, di residenza delle più importanti famiglie nobili romane, appunto anche la famiglia di Augusto. Attorno al primo nucleo della sua casa, Augusto inizia a costruire tutta una serie di ambienti che si devono adattare, che devono essere costruiti per poter assumere le nuove funzioni connesse al ruolo istituzionale che ha inventato Augusto. A partire dal primo nucleo, lo vedete, si aggiungono di volta in volta tutta una serie di padiglioni che nel corso dei secoli costituiscono una lunghissima cortina monumentale che si affaccia sul Circo Massimo. Il Circo Massimo, questo spazio scoperto destinato inizialmente alle corse delle bighe, ma che diventa progressivamente, con la monumentalizzazione del complesso palaziale imperiale, diventa anche il luogo della epifania dell'imperatore, ovvero sia è il luogo dove l'imperatore assiste alle corse delle bighe, ma anche viene omaggiato dal popolo romano. Ecco, questo modello, il Palazzo Imperiale, con un grande spazio scoperto di filtro fra il popolo e la corte imperiale, sarà un modello che poi verrà ripreso in maniera quasi letterale nel momento in cui Costantino fisserà la nuova capitale dell'impero a Costantinopoli e inizierà la costruzione del Palazzo Imperiale di Costantinopoli con il Palazzo Imperiale, l'ippodromo, con la notevole, importantissima variante degli spazi sacri, ovvero sia la Basilica di Santa Sofia e quella di Sant'Irene. Quindi il passo successivo è la costruzione di cappelle palatine che
lo vedremo, vengono associate al palazzo che da questo momento in poi sarà la sede di una corte cristiana, quindi che ha anche funzioni religiose. Allora, nel frattempo però, fra il 64 e il 68 d.C., Nerone compie una operazione di salto di scala veramente ambiziosa, ovvero sia Nerone cerca di riconfigurare tutta l'area monumentale del centro di Roma, riutilizzando una serie di ambienti preesistenti, una serie di complessi monumentali preesistenti, a partire dal complesso palaziale del Palatino, includendo un'area della valle dove si trova il Foro Repubblicano, trasformato in un grande stagno, uno spazio aperto monumentale per l'appunto, con la costruzione sul Colle Oppio, che si trova dall'altra parte del Palatino rispetto alla valle del Foro Repubblicano, con la costruzione di un nuovo padiglione e il tutto unificato in un unico complesso di gigantesche dimensioni, in cui Nerone include i due tipi edilizi di cui abbiamo parlato finora, ovvero sia il tipo edilizio a corte scoperta. Come vedete, le varie addizioni del complesso palaziale del Palatino erano tutti, diciamo così, addizioni organizzate su altrettanti spazi scoperti. Quindi questo primo modello a corte scoperta e il secondo modello, quello che abbiamo visto fin dai secoli precedenti era stato proposto, a padiglione, ovvero sia un padiglione, in questo caso la vera e propria, quella che noi chiamiamo Domus Aurea, cioè un padiglione lunghissimo che si organizzava attorno a una serie di cortili pentagonali, in realtà sono semi-ottagonali, su cui Nerone aveva organizzato una sequenza di spazi che erano destinati alla sua residenza privata, quindi questo era un padiglione destinato principalmente al suo appartamento privato, che sono stati in parte scavati, e uno di questi ambienti, che viene descritto anche da Svetonio, era la cosiddetta sala ottagona o dei banchetti. La sala ottagona, che è stata variamente individuata. Una delle ipotesi è che si trovasse proprio nel padiglione sul Colle Oppio. In realtà recentemente Carandini ha proposto che la sala ottagona di cui parla Svetonio si trovasse in un altro diciamo, delle sezioni di questo enorme complesso palaziale realizzato da Nerone. In ogni modo sappiamo che nella sala ottagona, destinata appunto ai banchetti di Stato, Nerone aveva organizzato la cerimonia del banchetto su una pedana ottagonale che doveva ruotare con lo stesso ritmo della scansione delle ore, quindi riproponendo il movimento cosmico della rotazione del Sole nel corso della giornata all'interno della sala dei banchetti. Si tratta di un uso cosmologico di una delle sale più importanti di rappresentanza, che in qualche modo ripropone quel rapporto fra microcosmo e macrocosmo che normalmente vediamo applicare negli edifici, diciamo, di tipo religioso. In questo caso viene applicato viene associato a uno spazio profano, però attorno alla figura dell'imperatore, che viene progressivamente sacralizzato nel corso della storia dell'impero romano, quindi avvicinando sempre di più la figura dell'imperatore alla divinità secondo un modello di stampo orientale. Ecco, questa è la situazione nell'epoca più, diciamo, splendida dell'impero romano. È in questo momento che il palazzo da complesso eminentemente di tipo rappresentativo segue
dal punto di vista tipologico, un'evoluzione legata anche alle trasformazioni politiche e militari legate al destino dell'impero romano, ovvero sia il fatto che i confini dell'impero romano sono sempre di più, filtrano sempre di più le popolazioni barbariche fino all'arrivo delle prime invasioni barbariche. È così che il complesso del palazzo, cioè un complesso residenziale di alta qualità dove spazi di tipo residenziale privato, di tipo rappresentativo, si interconnettono fra di loro in un'unica sequenza di spazi, assumono un'ulteriore valenza, cioè quella di tipo militare. Solo così si può spiegare l'aspetto di un palazzo costruito 2 secoli dopo, ovvero sia il palazzo di Diocleziano a Spalato. Anche qui siamo in un ambito imperiale, un palazzo imperiale. Non siamo più a Roma, ma siamo appunto a Spalato, nell'odierna Spalato, un palazzo che diventa una vera e propria cittadella semifortificata, circondata, lo vedete in questa ricostruzione ideale, circondata da alte mura con torri che controllano gli accessi e gli spigoli, all'interno di questo complesso rettangolare che imita nella sua conformazione generale e nella sua organizzazione interna la struttura del castrum romano, abbiamo esattamente un cardo e un decumano, ovvero sia i percorsi che servono a interconnettere le diverse funzioni del palazzo, che rimane comunque un palazzo imperiale, sono esattamente questi 2 assi, uno longitudinale e uno trasversale, che dividono questo rettangolo in 4 porzioni, che come vedete non sono simmetriche. Ognuna di queste 4 porzioni ha una sua diversa configurazione, che includono non soltanto le aule di rappresentanza, cioè la sala delle udienze, la sala dei banchetti, che si trovano, lo vedete, sul fronte mare, quindi con questa lunga loggia che si affaccia sul mare e che unifica in un unico percorso la sequenza delle sale di rappresentanza. Ma alle spalle di questa sequenza di spazi abbiamo 4 spazi scoperti, e quindi ancora una volta il modello della corte scoperta, che di volta in volta ha funzioni diverse. In uno di questi ambienti, in uno di questi 4 spazi scoperti, abbiamo il tempio, oggi riutilizzato come battistero. Nell'altro abbiamo un edificio ottagonale che è il mausoleo, cioè è il luogo di sepoltura dell'imperatore. Ora vedremo che quest'idea di un mausoleo realizzato all'interno di uno spazio scoperto, di un grande palazzo di alta residenza, lo ritroveremo a diversi secoli di distanza in un luogo abbastanza, inaspettato. Lo vedremo fra qualche minuto. Il palazzo di Diocleziano quindi ha questa nuova valenza, ha questa ulteriore valenza di complesso fortificato, è stato riutilizzato nel corso dei secoli ed è diventato il nucleo storico della città di Spalato. Il mare, diciamo, non si affaccia più sul mare, come probabilmente saprete, ma la linea del mare si è un po' avanzata. La cosa interessante è che gli spazi scoperti a peristilio, che evidentemente hanno qui come modello quella della Domus Romana, quella che abbiamo visto la settimana scorsa come uno dei modelli della nascita del monastero, se vi ricordate, questi spazi a peristilio sono stati riutilizzati nel corso dei secoli non come spazi interni semiprivati di un palazzo imperiale, ma come vere e proprie piazze. Quindi dimostrando come il tipo edilizio dello spazio scoperto con un peristilio sotto forma di portico, ecco, questo stesso
questa stessa forma spaziale può essere riutilizzata come spazio pubblico e quindi come una piazza. A dimostrazione del fatto che è molto difficile separare la scala architettonica, anche se qui è una grande scala architettonica, quella del palazzo, con la scala urbana. Allora sono questi modelli che a qualche secolo di distanza, questi sono i palazzi imperiali che a qualche secolo di distanza costituiscono il modello per una nuova forma di palazzo, una nuova anche valenza simbolica del palazzo imperiale, nel momento in cui si affaccia sul scenario della storia occidentale la proposta di rinnovamento, di rinascita dell'impero romano. Sto parlando naturalmente della grande avventura simbolico, istituzionale, politica e religiosa di Carlo Magno. Quando Carlo Magno ripropone se stesso come nuovo imperatore romano, associando però alla figura dell'imperatore anche le valenze religiose e quindi il collegamento con la sacralità appunto di questo della nuova idea di impero romano, e fissa la capitale di questa nuova entità geopolitica, appunto il Sacro Romano Impero, quello che poi verrà chiamato successivamente Sacro Romano Impero ad Aquisgrana, cioè a metà proprio fra l'area tedesca, quello che oggi chiameremo l'area germanica, e l'area franca, cioè quella del Regno dei Franchi, esattamente a metà sul confine fra queste due grandi aree geopolitiche. Quando Carlo Magno si deciderà di fissare la capitale ad Aquisgrana e deciderà di costruire lì la sede della propria corte, compirà due operazioni importantissime. La prima: per secoli le corti non solo imperiali, ma anche quelle delle monarchie degli stati europei saranno mobili. Cioè bisognerà aspettare molti secoli perché un re decida di stabilire in maniera fissa la propria corte in una capitale. Quindi l'idea stessa di capitale di uno Stato come luogo precipuo della residenza della corte sarà un'idea molto tarda. Ancora per secoli le varie corti, sia quelle imperiali, prima carolingie e poi ottoniane, sia le monarchie, le corti monarchiche dei regni europei, saranno mobili e quindi esisteranno più capitali nei singoli stati. Quindi la prima grande operazione che fa Carlo Magno è di fissare come luogo principale, ma non esclusivo di propria residenza, appunto la città di Aquisgrana. Dall'altra chiamerà il proprio palazzo il Palazzo del Laterano. È una definizione dalla grandissima valenza simbolica. Il palazzo dell'imperatore che definisce come, diciamo, crisma della propria autorità imperiale la consacrazione da parte del Papa, viene chiamato con la stessa definizione del palazzo dove ancora risiede il Papa a Roma, cioè il Palazzo del Laterano, che era il palazzo associato alla cattedrale di San Giovanni il Laterano. Noi sappiamo che il Palazzo del Laterano aveva una configurazione più o meno claustrale, cioè con un chiostro centrale con tutta una serie di ambienti intorno. E il palazzo che Carlo Magno costruisce per sé e per la propria corte ad Aquisgrana invece avrà una configurazione completamente diversa. Avrà una configurazione, lo vedete in questa ricostruzione, sia in prospettiva sia in pianta, una configurazione a padiglioni, formati principalmente da 3 ambienti collegati fra di loro da delle logge. Un ambiente che è questo e in pianta qua, chiamato Aula Regia, riprendendo in questo la stessa definizione della sala delle udienze del palazzo sul Palatino, del palazzo imperiale sul Palatino, quindi una grande aula unica con un'abside all'interno della quale si trovava il trono dell'imperatore,
Il secondo nucleo era un grande cortile, lo vedete qui in pianta e qua nella ricostruzione, attorno al quale si organizzavano gli appartamenti privati dell'imperatore e alcune aule di rappresentanza, associato questo cortile alla Cappella Palatina, grazie a un ambiente di passaggio costituito dall'atrio. Ed ecco che appare la Cappella Palatina, un'idea che, come vi dicevo, nasce a Costantinopoli, nel Palazzo Imperiale di Costantinopoli. La Cappella Palatina che aveva un doppio scopo: è il luogo della celebrazione della messa, delle celebrazioni religiose a cui assiste dalle logge, e qui vedete anche la trasformazione, il doppio uso dei matronei, a cui assiste dalle logge la corte imperiale, e contemporaneamente luogo di sepoltura, mausoleo dell'imperatore e dei principali membri della famiglia imperiale. Quindi, come vedete, la funzione religiosa entra profondamente nella riorganizzazione del tipo edilizio del palazzo, in questo caso imperiale. Vedete in questo caso la conformazione come dire, della Cappella Palatina come un edificio poligonale a impianto centralizzato richiama i Martiria di cui vi parlava Paola Placentino qualche settimana fa, in questo caso appunto riutilizzando il modello delle chiese bizantine. Il modello qui di riferimento è in maniera esplicita non soltanto Santa Sofia e Sant'Irene a Costantinopoli, ma anche la chiesa di San Vitale a Ravenna, e quindi tutta una serie di citazioni e di rimandi allusivi all'autorità imperiale bizantina. Allora, un palazzo imperiale a padiglioni che diventa uno dei modelli successivi per lo sviluppo successivo dei palazzi imperiali. Il palazzo però non è soltanto la sede di una corte monarchica, come vi dicevo, in questo grande cornice, questa definizione cornice di palazzo, bisogna includere anche la funzione di residenza dell'aristocrazia medievale, dal Medioevo in poi. Nel nord Europa in questo momento, almeno per tutto l'alto medioevo e una buona parte del basso medioevo, l'aristocrazia risiede non in palazzi ma in fortezze, in castelli. È soltanto fra il XII e il XIII secolo che nel sud dell'Europa e principalmente in Italia inizia a svilupparsi un secondo tipo di residenza per l'aristocrazia, che non è rappresentato da un castello, quindi da una fortezza, ma da un nuovo tipo di residenza. Bisogna andare soprattutto in Toscana e vedere come, per esempio, nelle medie e grandi città italiane, la nuova aristocrazia che si sviluppa nei comuni italiani risiede in un peculiare tipo di residenza che ha il proprio nucleo nelle case torri. La torre, che qui vediamo in uno dei pochissimi esempi che si sono conservati più o meno intatti fino ad oggi, cioè San Gimignano, le torri erano il luogo principale di residenza delle nuove classi aristocratiche che si sviluppano nei comuni italiani. Una torre aveva la possibilità innanzitutto di avere quel minimo di difensibilità che è necessario in un contesto ancora un po' turbolento, in cui la società si sta riorganizzando da una società feudale a una società appunto comunale, con le nuove classi aristocratiche che si fanno progressivamente avanti. Ma la torre permette anche di organizzare in senso verticale quella polifunzionalità che sempre
caratterizzerà il tipo palaziale, ovvero sia la necessità, come vi dicevo, di aggregare diverse funzioni, da quelle più rappresentative a quelle più private. Quindi la torre permette di organizzare in verticale delle sale che nella parte inferiore della torre sono principalmente di rappresentanza, cioè la sala di accoglienza dei visitatori, la grande stanza dove organizzare i banchetti, fino a, salendo, passare dalle funzioni più rappresentative e pubblico-semipubbliche fino a quelle residenziali più private. Quello che avviene in queste città è che via via che le varie famiglie aristocratiche crescono di importanza, acquistano le torri adiacenti e organizzano attorno quindi inglobano spazi preesistenti, non soltanto torri ma anche piccoli edifici che si trovano fra le torri, organizzando dei piccoli nuclei palaziali attorno a delle corti scoperte. Cioè unendo attraverso per esempio delle gallerie di legno, quindi delle gallerie semi-temporanee, edifici preesistenti adiacenti, allargano progressivamente l'area della residenza e quindi organizzando degli edifici che sono caratterizzati da una grande varietà di spazi, da quelli più grandi a quelli più piccoli, e da una serie di torri organizzate, unificate attorno a uno spazio scoperto centrale. È quindi il momento questo in cui questa organizzazione, che si è creata progressivamente con aggregazioni successive, inizia a consolidarsi in un nuovo tipo di palazzo, che ha in sé tanto l'aspetto semifortificato, che è connesso all'idea della casa torre, primo punto, tanto, secondo punto, l'idea di ambienti su più piani che si organizzano attorno a uno spazio scoperto centrale. È così che nasce il palazzo gentilizio toscano, che si configura progressivamente fra il XIII e il XIV secolo. Si tratta di un palazzo, qui vi mostro il palazzo, uno dei casi meglio conservati, il Palazzo dei Tolomei a Siena, che è stato ricostruito più volte. Qui lo vediamo non solo dopo l'ultima ricostruzione che avviene nell'ultimo venticinquennio del XIII secolo, cioè più o meno dal 1278 in poi, ma anche in seguito a un restauro degli anni 70 del Novecento. Palazzo dei Tolomei che vediamo nella configurazione attuale e in una ricostruzione del suo aspetto originario. Si tratta, lo vedete, di un edificio organizzato attorno a una corte centrale, lo vedete, qui è un edificio tipo, non è la pianta del Palazzo dei Tolomei ma molto simile, quindi è un spazio scoperto centrale con una scala esterna che serve ad accedere al primo piano nobile, con lo spazio scoperto serve a distribuire tutte le funzioni in maniera razionale attorno appunto a un unico spazio centrale che dà luce e aria agli ambienti che si affacciano su questo spazio scoperto, un ingresso dalla strada che dà accesso a un atrio la maggior parte delle volte suddiviso da navate attraverso o colonne o pilastri, con una serie di ambienti al piano terreno di servizio, che possono essere anche stalle per esempio, sul retro del palazzo. Questa configurazione planimetrica appare all'esterno con una facciata che regolarizza tutte le caratteristiche che abbiamo visto nelle case torri, per esempio di San Gimignano, con una sequenza razionale, modulare di finestre che in questo caso sono la tipica finestra bifora gotica che si ripete n volte secondo la stessa forma, e originariamente questi palazzi, soprattutto il Palazzo dei Tolomei, era caratterizzato da un coronamento merlato, e quindi l'idea della fortezza
associato a un palazzo che oramai della fortezza ha perso quasi completamente la funzione, ma si ripropone attraverso una serie di caratteristiche linguistiche, cioè il fatto che il piano terreno è quasi completamente cieco, non ci sono grandi aperture, grandi finestre, ma soltanto porte. E il fatto che sia merlato al coronamento appunto avvicina questo edificio al modello della fortezza. A questo punto abbiamo tutte le caratteristiche del tipo del palazzo, così come si svilupperà nel basso medioevo, nel Rinascimento e in gran parte del XVI fino al XVIII secolo. Ovvero sia un ambiente a corte, su più piani, con almeno il primo piano nobile destinato a funzioni di rappresentanza e i piani successivi, a partire dal secondo piano nobile, destinato a residenza privata della famiglia. E è lo stesso modello che poi caratterizzerà i più importanti palazzi del Rinascimento fiorentino. Nel momento in cui, e qui diciamo le dinamiche architettoniche sono perfettamente congruenti con le dinamiche sociali e politiche, nel momento in cui da comuni queste città diventano signorie. I Medici, Palazzo Medici Riccardi, costruito da Michelozzo fra il 1444 e il 1459, come un edificio costituito da un grande blocco che occupa completamente un isolato urbano, costituito da un edificio a corte, ancora una volta, con un cortile centrale, caratterizzato da un portico, lo vedete, all'attacco a terra, quindi al piano terreno, attorno a cui si sviluppano su tutti i livelli i vari ambienti, sia quelli di rappresentanza che quelli destinati alla residenza privata della famiglia. L'aspetto di fortezza permane nell'utilizzo del bugnato, soprattutto al piano terreno, della prevalenza del pieno rispetto al vuoto al piano terreno e della progressiva smaterializzazione del muro salendo verso l'alto, quindi diciamo dal piano terreno salendo verso i vari piani successivi, il palazzo perde progressivamente la sua apparenza di fortezza, spostandosi verso un diverso modello di, diciamo, almeno dal punto di vista linguistico, residenziale. Palazzo Medici Riccardi però è importante anche per un altro aspetto. Permane, come vi dicevo, l'aspetto di fortezza, ma vengono aggiunti una serie di funzioni che fino ad allora il palazzo aveva soltanto in parte. Alle spalle del palazzo innanzitutto abbiamo un piccolo giardino e quindi il modello, la funzione del giardino che fino a quel momento era stato quasi prevalentemente, soltanto peculiarità dei palazzi del mondo arabo, entra nell'architettura occidentale. Questo era il giardino, come probabilmente sapete, dove Michelangelo da giovane aveva imparato a scolpire grazie alla collezione di marmi antichi che aveva la famiglia dei Medici. Il giardino, ma anche grandi sale di rappresentanza come questa che vediamo, e una cappella privata. La cappella di Palazzo Medici Riccardi, che come sapete è stata affrescata da Benozzo Gozzoli con le scene dell'adorazione dei magi, quindi l'idea della cappella palatina che da un contesto imperiale monarchico entra anche nell'architettura degli spazi residenziali appunto di altissimo rango, in questo caso una famiglia della signoria, quindi che ha preso il possesso di una città. In realtà non è una cappella, è un oratorio, che però funziona esattamente come una cappella, in questo caso privata. E accanto al modello del grande blocco edilizio
che è una via di mezzo fra la residenza privata e il luogo di rappresentanza della famiglia al potere, nello stesso contesto, cioè la Firenze a cavallo della metà del XV secolo, altre famiglie nobili costruiscono la propria residenza, in qualche modo in competizione con i Medici, ma d'altronde ancora in questo momento l'egemonia della famiglia dei Medici è in qualche modo oggetto di una competizione con altre famiglie nobiliari. Palazzo Ruscellai, della famiglia dei Ruscellai, che Giovanni Ruscellai affida a Leon Battista Alberti la costruzione della propria residenza familiare. In realtà in questo caso si tratta dell'unione di più edifici preesistenti, riorganizzati, siamo fra il 1446 e il 1451, quindi vedete anche la pianta dell'edificio è molto meno, come dire, cristallina, molto meno regolare del palazzo dei Medici, perché appunto si tratta di una riorganizzazione di manufatti preesistenti che progressivamente vengono acquistati da Giovanni Ruscellai. Quello che qui è importante è, uno, la permanenza dello spazio scoperto, vedete qua, dello spazio scoperto come dire, luogo di disimpegno, di organizzazione dei diversi ambienti di diversa funzione sui diversi livelli verticali, ma soprattutto una diversa idea di facciata. Mentre Palazzo Medici Riccardi, come vedete, è organizzato come, vi dicevo, come una fortezza, dove gli elementi che configurano la facciata sono praticamente gli stessi del palazzo medievale, cioè portali semifortificati, finestre che traforano ritmicamente la parete e un trattamento della parete a bugnato. In Palazzo Ruscellai appare per la prima volta l'ordine architettonico, per la prima volta in un palazzo gentilizio. L'ordine architettonico che è costituito da una transenna di elementi verticali, le lesene, che sostengono elementi orizzontali, cioè le trabeazioni. Qui la transenna, cioè questa trama di elementi orizzontali e verticali, suddivide la facciata in porzioni, in superfici modulari, che sono di volta in volta riempite, queste porzioni, da elementi, da aperture, che possono essere portali, aperture piccole di tipo quadrato, oppure da una sequenza di una forma di bifora, che come vedete è l'evoluzione della bifora gotica che abbiamo visto fin da Palazzo dei Tolomei. Il tutto però con la permanenza di un trattamento della superficie sotto forma ancora una volta di bugnato. Quindi Leon Battista Alberti unisce più elementi. La permanenza di caratteristiche del palazzo medievale, portali al piano terreno e la prevalenza del pieno rispetto al vuoto al piano terreno, quindi un basamento più pieno che vuoto, che ricorda alla lontana il carattere di fortificazione dei palazzi, la prevalenza invece del vuoto rispetto al pieno nel primo e nel secondo piano nobile, l'esistenza del bugnato e anche un altro elemento importante che esisteva anche in Palazzo Medici Riccardi, è un elemento assolutamente importante, ovvero sia la presenza di queste panche al piano terreno, lo vedete, queste panche, che servivano per l'attesa dei visitatori che chiedevano udienza alla famiglia e che lo vedete, che sono presenti anche in Palazzo Medici Riccardi. La presenza di queste panche è fondamentale perché si tratta di stabilire uno spazio liminare di confine fra il pubblico e il privato ed è il luogo dove, per usare dei termini
che rimandano all'organizzazione sociale dell'antica Roma, i clientes attendono di essere ricevuti dalla famiglia, dai patroni. Quindi una presenza questa delle panche assolutamente significativa, che quindi vediamo in Palazzo Medici Riccardi e in Palazzo Ruscellai di Leon Battista Alberti. Appare, come vi dicevo, l'ordine architettonico e non è senza significato l'apparizione degli ordini architettonici, perché il riferimento esplicito qui è alla sequenza degli ordini architettonici che Leon Battista Alberti aveva visto e studiato nel Colosseo a Roma. Sapete che il Colosseo, diciamo, la configurazione spaziale del Colosseo è costituita è un'arena in cui il perimetro esterno è costituito da una sequenza di arcate inquadrate da semicolonne che sorreggono, che sostengono una trabeazione, che corrono lungo tutto l'invaso esterno dell'arena e che si moltiplicano su 3 livelli, quindi arcate inquadrate da semicolonne. L'ultima sezione invece è costituita da un muro, da una parete che viene traforata da piccole aperture quadrate, lo vedete, in cui, in questo caso le lesene, sostengono un cornicione sommitale. L'operazione di Leon Battista Alberti è quella di riutilizzare un sistema di elementi verticali e orizzontali che sono gli ordini architettonici, che nel Colosseo si sviluppano su una parete ellissoidale, e di schiacciarla invece su una parete, quella di Palazzo Ruscellai, che invece è rettilinea. Il principio è lo stesso. Ma ancora più importante è il fatto che Leon Battista Alberti, dall'esempio del Colosseo, riprende anche la sequenza degli ordini architettonici, la sequenza, come diciamo noi, canonica, quella indicata da Vitruvio, ovvero sia una sequenza di ordine toscanico, ionico, corinzio e composito, dal primo all'ultimo livello, che viene mutatis mutandis riproposto nella parete esterna, nella facciata principale di Palazzo Ruscellai. Ma c'è un altro dettaglio che Palazzo Ruscellai riprende dal Colosseo, un dettaglio che soltanto i fini conoscitori dell'architettura antica potevano riconoscere, ovvero sia che nell'ultimo livello del Colosseo vedete che le lesene sostengono una trabeazione in cui la fascia centrale della trabeazione, quella che noi chiamiamo il fregio, è occupata da una sequenza di mensole che sostengono la parte sommitale della trabeazione, ovvero sia il cornicione. Eccolo qua. Lesena, la prima parte della trabeazione che è l'architrave, la seconda che è il fregio, che in questo caso viene occupata da delle mensole. Queste mensole sostengono la terza parte della trabeazione, che è la cornice. Ogni volta che voi troverete da qui in poi delle mensole che occupano il fregio, ogni volta questo sarà un riferimento al Colosseo, cioè a un modello preciso, ed è esattamente quello che Leon Battista Alberti realizza nella trabeazione sommitale di Palazzo Ruscellai. Allora vedete che la cultura antiquaria entra di peso, la cultura figurativa antiquaria, cioè riferimento all'architettura all'antica, entra di peso nell'architettura palaziale. Il palazzo viene trasfigurato, si riutilizza, diciamo così, la griglia concettuale del palazzo medievale con molti dei suoi elementi caratterizzanti, ma trasfigurata in un palazzo alla antica. Il passo successivo è quello di costruire un palazzo che abbia non soltanto l'aspetto, ma le dimensioni e il ruolo urbano che ha il Palatium, cioè quello del Palatino. È quello che viene realizzato da Federico da Montefeltro nel suo palazzo ad Urbino.
Baldassare Castiglione, nel libro del Cortegiano del 1528, ci informa del salto di scala, che non è soltanto un salto dimensionale, ma proprio semantico, del ruolo che questo palazzo ha rispetto ai palazzi precedenti. Scrive Baldassare Castiglione: Federico, tra le altre cose sue lodevoli, nell'aspero sito di Urbino edificò un palazzo, secondo l'opinione di molti il più bello che in Italia si trovi, e d'ogni opportuna cosa sì ben lo fornì, che non un palazzo, ma una città in forma di palazzo esser pareva, una città in forma di palazzo. Castiglione qui si riferisce non soltanto alle dimensioni, cioè un palazzo che è così grande, così importante proprio a scala dimensionale, occupa un'intera porzione dell'aspero sito di Urbino, ma incorpora in sé anche le funzioni di una città e in qualche modo la stessa, come dire, valenza simbolica. È una piccola città, il palazzo, dentro la città di Urbino e funziona come una città. È quindi non soltanto la sede dove abita Federico da Montefeltro e la sua famiglia, ma dove abita la corte, che è una piccola società, diremmo una sorta di civitas, dentro gli spazi che sono quelli dell'urbs, cioè quelli della città. Il palazzo ha una lunghissima gestazione che però alla fine del 400 può dirsi praticamente conclusa. È un palazzo che incorpora la residenza a vita dei Montefeltro, che è rappresentata da questo nucleo originale che è costruito accanto al Duomo di Urbino, che poi viene ricostruito dallo stesso Francesco di Giorgio Martini, che erediterà il cantiere nel 1472. A questo nucleo originario Federico associa, a partire dal 1463, una nuova porzione di palazzo organizzata attorno a un cortile centrale, ancora una volta il modello del cortile centrale, su cui un po', diciamo così, a ventaglio si vengono organizzate le diverse ale dell'edificio. Quindi questo lunghissimo corpo di fabbrica che si affaccia sulla strada principale di Urbino e poi gli altri corpi di fabbrica che si affacciano verso il pendio sotto il quale si trova passa la strada che da Urbino porta a Roma. Su questo, quindi abbiamo un edificio che ha un doppio affaccio e quindi una doppia valenza, un affaccio urbano verso la città, inglobando la piazza principale di Urbino, lo vedete in questa veduta dall'alto, ma anche un affaccio verso il territorio, ovvero sia verso il pendio, lo vedremo, dove si affaccia non più sotto forma di palazzo, ma con un aspetto più di fortezza che di palazzo. Il nucleo è il cortile, ancora una volta, un cortile porticato, molto simile dal punto di vista tipologico a quello che abbiamo visto in Palazzo Medici Riccardi, e con un secondo ambiente scoperto, che è una vera e propria invenzione tipologica. Vediamo che c'è il cortile porticato, ma dall'altra parte, cioè in corrispondenza della zona più antica del palazzo, abbiamo un giardino pensile, ovvero sia un terrapieno che è chiuso su 3 dei suoi 4 lati dall'edificato e sul quarto lato, quello che si affaccia verso il paesaggio, da una parete monumentalizzata dove si aprono delle finestre che dall'interno verso l'esterno, lo vedete qua, inquadrano il paesaggio come se fossero altrettanti quadri. È chiaro qui il riferimento anche alla pittura di paesaggio, pensate ai quadri di Piero della Francesca,
Pensate allo stesso ritratto di Federico da Montefeltro e della moglie, che vengono ritratti di profilo avendo sullo sfondo il paesaggio, cioè il territorio governato da loro. Quindi, ancora una volta, l'idea di uno spazio scoperto che serve a distribuire le funzioni, ma in questo caso due tipi diversi di spazi scoperti: il cortile porticato e il giardino pensile. È qui, su questo fronte che si affaccia verso il paesaggio, che, come vi dicevo, il palazzo cambia linguaggio. Non è più il palazzo urbano caratterizzato da una parete esterna, da facciate organizzate con la transenna di lesene e trabeazioni, quindi l'ordine architettonico che abbiamo visto in Palazzo Ruscellai, ma che appare come una vera e propria fortezza. Una fortezza, d'altronde Federico da Montefeltro era, lo sapete, un condottiere, il suo mestiere era il mestiere delle armi. All'esterno si affaccia attraverso una sequenza di pareti che hanno il proprio baricentro nella celeberrima facciata dei Torricini, ovvero sia una sezione verticale della facciata, la vediamo qui, la sezione centrale della parete esterna, che è organizzata, almeno dal punto di vista macroscopico, proprio come una fortezza, cioè una porzione di parete inquadrata da due torri difensive. Ora, il bello è che l'apparenza è questa, ma viene immediatamente trasfigurata in qualcosa di altro attraverso l'utilizzo, lo vedete al centro della parete, di una sequenza verticale di logge che richiamano una sequenza verticale di archi trionfali, ovvero sia logge che sono soprattutto le due più in alto, caratterizzate da due colonne libere che sostengono un arco che inquadrano in maniera trionfale gli ambienti interni, che sono esattamente quelli più importanti del palazzo. Infatti è proprio qui che si trovano gli ambienti più rappresentativi del palazzo e che sono, come dire, altrettanti ambienti che raffigurano la vita, che ospitano la vita di Federico da Montefeltro. E sono una sequenza di spazi disposti in verticale che dal più materiale al più spirituale, come dire, ospitano le attività di Federico da Montefeltro. Nella parte inferiore, nella seconda delle quattro arcate, abbiamo un piccolo ambiente destinato a terme. È qui che Federico da Montefeltro, riprendendo la presenza di terme che sappiamo essere stati presenti nei palazzi imperiali, sia romani sia bizantini, ma anche nel palazzo di Carlo Magno, qui viene utilizzato questo ambiente come luogo della cura del corpo. Salendo verso l'alto abbiamo, nella terza di queste logge, abbiamo il celebre, è il luogo dell'intelletto, cioè il celebre studiolo di Federico da Montefeltro. Salendo verso l'altro, il materiale, l'intellettuale, si arriva alla terza dimensione, che è quella spirituale. Nell'ultima loggia abbiamo due piccoli ambienti, uno destinato a cappella privata del palazzo, che è questa. L'altra, un altro ambiente voltato a botte come l'adiacente ambiente della cappella, destinato a celebrazione delle muse. Allora, come vedete, qui la dimensione spirituale è tanto religiosa quanto pagana, cioè l'idea di associare in un'unica figura il riferimento alla spiritualità cristiana e il riferimento, al mondo pagano delle muse, e quindi inserendo nel principio della spiritualità tanto l'aspetto religioso quanto quello della cura delle arti. Insomma, Federico da Montefeltro
raffigura in questa sequenza di spazi non soltanto un modello spaziale rinnovato, cioè quello della residenza gentilizia, ma un vero e proprio modello di vita all'antica, cioè il modello del perfetto umanista che cura tanto il corpo quanto l'intelletto e lo spirito. Non è un caso che Federico da Montefeltro avesse previsto di costruire in uno degli ambienti scoperti del suo palazzo il proprio mausoleo, esattamente come aveva pensato di fare lo stesso Carlo Magno, come abbiamo detto, quindi seguendo un modello imperiale. Spostiamoci di luogo e andiamo a Roma. A Roma, nel primo decennio del Cinquecento, appare un nuovo modello di palazzo. Un modello che, quanto gli altri che abbiamo visto, avrà un vastissimo successo. Si tratta di una scala mediana dimensionale, cioè un piccolo palazzo destinato non a un re o a un imperatore, ma a un alto rappresentante, in questo caso della corte pontificia. Stiamo parlando di un palazzo che Donato Bramante costruisce per il protonotario apostolico De Caprinis, Palazzo Caprini, che viene costruito a Roma e che è appunto nel primo decennio del Cinquecento e che subito dopo verrà abitato da Raffaello. Raffaello abiterà in questo palazzo per 3 anni fino alla morte. Poi il palazzo avrà un destino avverso, perché verrà inglobato in un edificio più grande e poi nel 1938 cadrà sotto il piccone di Mussolini nel momento in cui, per aprire il Via della Conciliazione, tutto il quartiere di Borgo, cioè il quartiere che sta fra il Vaticano e le rive del Tevere, verrà demolito per aprire Via della Conciliazione. Qui Donato Bramante cosa fa? Stabilisce un nuovo tipo di edificio residenziale, caratterizzato, lo vediamo qui in una incisione di Lafrairie e in un disegno che fino a qualche tempo fa era stato attribuito ad Andrea Palladio, un palazzo costituito da 2 livelli. Un livello inferiore, caratterizzato da una sequenza di fornici, quindi di archi su pilastri bugnati, destinato a botteghe, quindi all'affitto di botteghe, e una parte superiore caratterizzato da una sequenza di aperture, in questo caso finestre architravate e con trabeazione triangolare, incorniciate da binati di semicolonne. Il tutto chiuso da una trabeazione sommitale. Questo modello, lo vedremo fra pochi minuti, avrà un successo straordinario, cioè il modello del palazzo di medie dimensioni, con una parte inferiore caratterizzato da una sequenza di archi, con una limitatissima uso degli ordini architettonici, in questo caso nessuno, e una parte inferiore invece più nobile, più legata all'uso degli ordini architettonici, e quindi con un doppio utilizzo, una doppia funzione commerciale al piano inferiore e residenziale al piano superiore. Contemporaneamente, negli stessi anni, però, a Roma abbiamo un altro sviluppo, cioè lo sviluppo del modello della corte centrale, i due più importanti casi si sviluppano a poche centinaia di metri di distanza. Sto parlando di Palazzo Massimo alle Colonne di Baldassarre Peruzzi, caratterizzato da questa facciata principale che segue con il suo andamento curvilineo un edificio precedente, il Teatro di Domiziano, con anche qui un piccolo cortile interno, ma soprattutto Palazzo Farnese. Palazzo Farnese è uno dei più importanti palazzi del Rinascimento italiano, che viene costruito in una lunghissima sequenza temporale, dal 1514 fino al 1589. È un edificio a scala gigantesca, che viene iniziato da Antonio da San Gallo il Giovane per il cardinale Alessandro Farnese, che poi diventerà Papa Paolo III. È un grandioso complesso
che si sviluppa fra l'attuale Piazza Farnese e Via Giulia, e quindi si affaccia direttamente poi sul Tevere, ed è configurato come un complesso che ha le dimensioni di una vera e propria reggia, con un cortile interno che verrà poi completato da Michelangelo Buonarroti nella seconda fase costruttiva, cioè quella dal 46 al 49, una volta che muore Antonio da Sangallo il Giovane, ma soprattutto con una sequenza di spazi pubblici che al piano terreno si organizzano su un asse che attraversa in profondità tutto il palazzo. Ecco, qui abbiamo una importantissima innovazione, perché in un palazzo che ha molte funzioni di rappresentazione e quindi di rappresentatività, scusate, e privata, cioè quella di accogliere i diversi rami della famiglia Farnese, al piano terreno la sequenza di spazi che deve organizzare tutte queste diverse funzioni viene razionalizzata per la prima volta in maniera monumentale attraverso un unico asse di penetrazione. Su questo asse si organizzano in sequenza l'atrio che, riprendendo un modello vitruviano, è organizzato come un atrio su 3 navate, quindi pensate un atrio costituito da un ingresso monumentale a 3 navate, il cortile vero e proprio e poi la loggia che si affaccia sul giardino che doveva dare sul Tevere. Ecco, da qui in poi tutti i grandi palazzi, sia nobiliari sia reali, quindi le regge vere e proprie, non potranno fare a meno del modello di Palazzo Farnese. E uno degli architetti che ha più ragionato su questo modello, cioè sulla sequenza di spazi aperti e scoperti di rappresentanza, è Andrea Palladio. Andrea Palladio che esporta questi modelli romani in Veneto, che ne realizza una serie numerosa di varianti, in cui una di quelle più significative è il Palazzo Pierisepo Porto a Vicenza, che uso come esempio del modo con cui Palladio riutilizza un modello romano in un contesto e con funzioni diverse. Si tratta di una delle famiglie nobili più importanti della Vicenza del XVI secolo, in cui nel progetto originario, che è stato solo in parte realizzato da Palladio per problemi di cantiere, Palladio aveva pensato a una sequenza assiale di ambienti che partono dall'atrio, lo vedete anche in questo caso caratterizzato da uno spazio complesso abbastanza simile all'atrio di Palazzo Farnese, un atrio che si affaccia sulla strada, che immette a un cortile porticato, come a Palazzo Farnese, il quale dà accesso a un altro ambiente di passaggio che poi si conclude in un ambiente finale. Su questa sequenza di spazi, lo vedete, si organizzano i due manufatti, i 2 corpi di fabbrica che erano stati inizialmente pensati da Palladio, lo vediamo qui in una ricostruzione virtuale del progetto che Palladio pubblica nei 4 libri e che, come vi dicevo, è stato solo in parte realizzato. La cosa interessante è che Palladio utilizza questa sequenza di spazi, questa sequenza di spazi di rappresentanza, che interconnettono razionalmente in profondità tutti gli ambienti dell'edificio, impostando su questa colonna vertebrale spaziale dell'edificio le scale. Perché le scale sono pensate a coppie, lo vedete, e si affacciano esattamente su questo asse di penetrazione, razionalizzando e portando alle estreme conseguenze il modo che aveva suggerito Antonio da Sangallo il Giovane per poter interconnettere in profondità un edificio a grande dimensione. È questo il tipo edilizio che si configura e si cristallizza nella seconda metà del Cinquecento. Da qui in poi la maggior parte dei palazzi nobiliari manterrà queste caratteristiche, ovvero sia una sequenza di spazi e di ambienti
che interconnettono fra di loro i diversi corpi di fabbrica di un edificio residenziale, l'utilizzo di scale che si affacciano su questo asse di penetrazione, l'idea di avere al piano terreno, come in Palazzo Caprini, un basamento bugnato, semplificato rispetto invece al piano superiore, lo vedete che come in Palazzo Caprini, anche a Palazzo Porta è caratterizzato da una transenna, diciamo così, di un ordine architettonico, in questo caso semicolonne, che sorreggono una trabeazione, con tutte le varianti del caso. La più importante variante a questo modello lo avremo nel 600. Nel 600 ciò su cui si interviene per modificare per l'ultima volta in maniera significativa il modello del palazzo, cioè della residenza, del palazzo residenziale di alta qualità, è la variazione del ruolo urbano della facciata. Vi mostro qui due esempi. Mentre finora abbiamo visto soltanto facciate abbastanza lineari, cioè la facciata principale del palazzo, cioè quella che si affaccia verso la città e quindi verso l'ingresso principale, sono principalmente, diciamo così, superfici rettilinee scandite dall'ordine architettonico. In epoca barocca le principali innovazioni al tipo del palazzo avvengono all'interno con l'utilizzo di nuovi modelli di scale che diventano sempre più monumentali e sempre più scenografiche. All'esterno con il trattamento tridimensionale della facciata. La facciata non è soltanto più uno schermo esterno, come direbbe Palladio, la faccia esterna dell'edificio, cioè il volto dell'edificio, ma iniziano ad assumere una loro tridimensionalità. Questo avviene in Palazzo Carignano, per esempio a Torino, costruito nella seconda metà del 600 da Guarino Guarini. Vedete che la facciata assume un profilo mistilineo e quindi la facciata inizia a svilupparsi in lunghezza, ma avviene anche a Roma, dove in realtà in Palazzo Barberini, uno dei più importanti palazzi costruiti nel 600 a Roma, un cantiere aperto da Carlo Maderno e poi continuato da Gianlorenzo Bernini, vedete che in questo caso il palazzo sviluppa due ali laterali che in qualche modo conquistano lo spazio urbano, si prolungano nello spazio urbano e la facciata diventa qualcosa di ulteriore, non è soltanto uno schermo rettilineo, ma attraverso una serie di portici inglobano all'interno del palazzo stesso, dell'involucro dello spazio, dell'involucro del palazzo, incorporano porzioni di spazi della città, in qualche modo riconfigurando il rapporto fra lo spazio interno e lo spazio della città. È così, con questa significativa variante, con l'idea che il palazzo non si sviluppa più principalmente a un cortile, ma grazie a una nuova concezione della parete che inizia a svilupparsi longitudinalmente, che si allarga longitudinalmente non soltanto in un ambiente urbano, ma anche sul territorio, verso il paesaggio, che si apre la strada alla reggia barocca. Versailles, prima di tutto, cioè edifici che non si organizzano più attorno al cortile centrale, ma attorno a un'idea diversa di facciata. Una facciata che attraverso il suo sviluppo longitudinale conquista lo spazio adiacente. Ma questa è tutta un'altra storia e quindi ho finito per oggi. Grazie.